Salvatore Pecoraro non poteva non mancare a questo congresso della UIL, diciamo la mente storica, colui che ha lavorato e ha fondato negli anni il sindacato UIL ad Agrigento. Ecco, una sua valutazione di ciò che è questo momento, ma anche di come il sindacato negli anni ha modificato il suo agire, il suo operare nel territorio. Ma questo è un momento difficile non solo per il sindacato ma per i lavoratori tutti, perché stiamo attraversando uno dei momenti più difficili della storia degli ultimi 30 anni. Noi i momenti più interessanti l'abbiamo vissuto con partecipazione, con le battaglie che addirittura si programmavano, con incontri continui con gli imprenditori, con tutte le associazioni, con le amministrazioni, pur essendoci anche uno scontro, però si lavorava perché si realizzassero determinate cose. Chiaro che i governi non ci hanno aiutato, né quelli nazionali, ma principalmente quelli regionali e sinceramente anche quelli provinciali, perché la gente voleva fare determinate cose, però standosene a casa. Noi abbiamo perso grande opportunità con i fondi strutturali della Comunità Europea, che era l'unica risorsa che effettivamente noi potevamo utilizzare perché c'erano soldi veri. Tutto quello che veniva promesso a livello regionale o da altri non c'erano quattrini e quindi mancava di una programmazione. Di tutto noi ci siamo interessati, meno di chiamare i professionisti validi, visto che quelli che avevamo a livello regionale erano un po' sprovvisti e poco conoscitori di questa materia. Oggi i dati purtroppo della provincia di Agrigento sono sempre negativi. Com'è che si può invertire la tendenza e in questo caso cosa potete fare voi del sindacato? Cioè, le possibilità della nostra provincia si racchiudono in turismo e agricoltura. Per fare queste due cose bisogna avere degli imprenditori validi, bisogna avere una università che sta scomparendo addirittura dopo tanti impegni e tanti soldi investiti. Se si pensa che per esempio per una importante università per gli imprenditori che vogliono operare nel settore del turismo bisogna che vadano a Losanna, dove viene a costare 100.000 euro e solo avendo delle università efficienti, qualificate, noi possiamo avere determinati risultati e quindi riscontri validi per il nostro territorio. L'agricoltura, una buona agricoltura si avrà anche un ottimo turismo perché diventa anche competitivo avendo un turismo efficiente e passa attraverso i prodotti, principalmente i prodotti locali, cioè la grande industria, quelle cose che sono scomparse nell'orizzonte politico sia regionale e poi c'è il problema della viabilità. La viabilità è una cosa principale. Se per uscire da questo stato di precarietà bisogna investire nelle infrastrutture, che sono la condizione principale perché possiamo abbandonare questo stato di precarietà, quindi sono le precondizioni per lo sviluppo del nostro territorio.